Non smettere mai di sognare e non cadere nella tentazione di guardare troppo a noi stessi. Sono le riflessioni offerte oggi pomeriggio in Macedonia del Nord dal Papa. Francesco ha incontrato i giovani e il clero locale. Fronte Mare e San Francesco, tra novità e proposte, entra nel vivo a Rapallo la campagna elettorale. Intanto il sindaco assicura tra 15-20 giorni riaprirà il lungomare e sarà ripristinata la viabilità. Si amplia e si consolida l'attività del centro di formazione integrata del villaggio del ragazzo. A Cogorno si sono riuniti i firmatari della convenzione, la regione conferma il sostegno. Uniti per riconoscere nei legami della comunità l'amore del Signore. L'invito rivolto agli abitanti di Cogorno per la festa di Nostra Signora delle Grazie. La messa è stata trasmessa in diretta da Telepace. Edizione da record per Gente di Mare 2019. Venerdì prossimo, attesi al porto di Chiavari, oltre 400 studenti delle scuole elementari del comprensorio. Al centro il mare e il rispetto dell'ambiente. Pallanuoto, grande prestazione per il Lavagna 90 che dopo aver battuto il President Bologna si prepara alla trasferta ad Ancona. L'obiettivo playoff è più vicino. Buonasera ai telespettatori di Tigugli Oggi. Si è concluso con la partenza dalla Macedonia del Nord il viaggio apostolico di Papa Francesco che ha portato il pontefice ieri in Bulgaria e oggi appunto nella Macedonia del Nord. Nel pomeriggio a Skopje Francesco ha incontrato i giovani e il clero locale offrendo riflessioni valide per tutti i fedeli del mondo. Non smettere di sognare e non cadere nella tentazione di guardare troppo a se stessi. Vediamo. Sognate e rischiate come Madre Teresa. Si rivolge con queste parole il Papa ai giovani della Macedonia, ma idealmente raggiunge i ragazzi di tutto il mondo. Nell'incontro al centro pastorale di Skopje, infatti, il pontefice spiega che oggi i ragazzi hanno perso la capacità di sognare, di cui l'appello a dare speranza tutti insieme ad un mondo stanco, senza avere fretta e con il coraggio di essere diversi. Il mondo è diviso e sembra vantaggioso dividerlo e dividerci ancora di più. C'è tanti grandi che vogliono dividerci fra noi, State attenti, Quale maggiore adrenalina che impegnarsi tutti i giorni con dedizione ad essere artigiani di sogni, artigiani di speranza? I sogni aiutano a mantenere viva la certezza di sapere che un altro mondo è possibile e che siamo chiamati a coinvolgerci in esso e a farne parte col nostro lavoro, col nostro impegno e la nostra azione. La visita del Papa prosegue in cattedrale. Qui Francesco incontra il clero locale. Incoraggia i sacerdoti, che poco prima gli avevano manifestato il disagio di essere in pochi e il rischio di cadere in qualche complesso di inferiorità, a fare insomma come Maria Maddalena, che con una libbra di nardo unse i piedi di Gesù, riempendo tutta la casa di quel profumo e lasciando un'impronta inconfondibile. Fare i conti è sempre necessario quando ci può aiutare a scoprire e ad avvicinare tante vite e situazioni che pure ogni giorno stentano a far quadrare i conti. Famiglie che non riescono ad andare avanti, persone anziane e sole, ammalati costretti a letto, giovani intristiti e senza futuro, poveri che ci ricordano quello che siamo. Una Chiesa di mendicanti, bisognosi della misericordia del Signore. Facciamo un passo indietro. Questa mattina Papa Francesco ha visitato il memoriale di Madre Teresa a Skopje nell'ambito del suo 29° viaggio apostolico. Qui il Papa ha elevato una preghiera in onore della Santa, chiedendo al Signore di poter essere anche noi segno di amore per rendere testimonianza credibile alla Chiesa che ha il dovere di predicare il Vangelo ai poveri. A seguire l'incontro con 100 poveri assistiti dalle suore missionarie della carità. Vediamo il servizio. La tappa di un giorno di Papa Francesco in Macedonia del Nord ha avuto fra i suoi momenti centrali la visita al memoriale di Madre Teresa a Skopje, città natale della Santa, figura di riferimento assieme a San Giovanni XXIII di questo 29° viaggio apostolico.
Si tratta di una costruzione moderna inaugurata nel 2009 che ospita un piccolo museo con foto, oggetti e alcune reliquie della Santa. Qui prima sorgeva la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, distrutta da un terremoto nel 1963. Qui Madre Teresa venne battezzata e qui sentì anche la chiamata di Gesù a seguirlo come religiosa nelle missioni. La prima parte della visita si è concentrata nella cappella della struttura, dinanzi ad una reliquia e ad alcuni suoi oggetti personali. Qui con Papa Francesco si sono raccolti la Madre Superiora, 3 suore, 2 cugini di Madre Teresa e i rappresentanti delle confessioni religiose che compongono il mosaico della Macedonia del Nord, la Chiesa ortodossa macedone, la comunità islamica, la Chiesa evangelica metodista e la comunità ebraica. Nella preghiera in onore di Madre Teresa, canonizzata nel 2016, il Papa ha ringraziato il Signore per il dono della sua vita e del suo carisma e per la sua testimonianza dell'amore di Dio fra i più poveri dell'India e del mondo e ha levato una invocazione perché ciascuno ottenga la grazia di essere vigile e attento al grido dei poveri, per essere segno di amore e di speranza nel nostro tempo, che vede tanti bisognosi, abbandonati, emarginati ed emigranti. Al termine, nel cortile, il Papa ha incontrato circa 100 poveri assistiti dalle suore missionarie della Carità, ordine fondato da Madre Teresa. Diversi per nazionalità, lingua e religione, hanno in comune la gratitudine per l'accoglienza ricevuta dalle suore. E dopo la visita al memoriale di Madre Teresa, Papa Francesco ha celebrato la messa a Skopje ed ha esortato i fedeli a rispondere all'invito di Gesù a seguirlo, mettendosi in cammino e superando chiusure e abitudini, seguendo l'esempio di Madre Teresa, affamata di Dio, che incontrava il Signore nell'Eucaristia e nei poveri. Sentiamo un passaggio dell'omelia del Papa. Diciamolo con forza e senza paura. Abbiamo fame, Signore. Abbiamo fame, Signore. Fame del pane della Tua parola, capace di aprire le nostre chiusure e le nostre solitudini. Abbiamo fame, Signore, di fraternità, dove l'indifferenza, il discredito, l'infamia non riempiano le nostre tavole e non prendano il primo posto a casa nostra. Abbiamo fame, Signore, di incontri in cui la Tua parola sia in grado di elevare la speranza, risvegliare la tenerezza, sensibilizzare il cuore, aprendo vie di trasformazione e di conversione. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al viaggio apostolico di Papa Francesco. Veniamo sul territorio con la politica amministrativa, fronte mare e lavori al San Francesco. È uno dei temi sui quali i 5 candidati a sindaco di Rapallo hanno parlato nella trasmissione elettorale di ieri sera su Telepace, tra novità e proposte. Vediamo la sintesi nel servizio. Il lungomare di Rapallo riaprirà a breve, lo garantisce il sindaco, secondo cui, dopo la mareggiata, la città si è ripresa all'85%. Ora, quest'ultimo atto tanto atteso, il ripristino della viabilità dopo i mesi di ritardi dei lavori al San Francesco. Fra 15-20 giorni c'è la fase di collaudo, verrà riaperta, quindi il lungomare sarà realizzato. Poi ci sarà il secondo lotto. Il secondo lotto lo inizieremo un pochino più avanti, dopo l'estate, per ridare un pochino di normalità. Magari si potrà lavorare anche con delle idee diverse per velocizzare il tipo di cantiere. Tra gli altri candidati, Andrea Carannante sostiene il progetto del San Francesco, ma lo guarda nella sua totalità. È un progetto globale, bisogna demolire i ponticelli di viabetti privati che sono assolutamente inadeguati e pericolosi e trasformare la zona rossa, che oggi è viabetti, in zona gialla. Se Carannante chiede poi un ripensamento di tutto il fronte mare, con un potenziamento delle spiagge libere, nella stessa direzione va Isabella De Benedetti, che propone anche un pontile in asse con il chiosco della musica e polivalente. E che termina all'estremità con una piattaforma galleggiante che in caso di eventi, manifestazioni eccetera può essere ampliata agganciando altre piattaforme galleggianti per rendere questo spazio un vero e proprio palco sul mare. Mauro Mele chiede di attingere dal concorso nazionale del 2005 che diede svariate idee per il fronte mare di Rapallo e sottolinea una proposta per il lungomare. Come abbiamo scritto nel programma per il fronte mare, per renderla più scenografica, basterebbe studiare una bella illuminazione sullo stile di quella di Santa Margherita, magari con delle illuminazioni anche artistiche sulle facciate. Sandro Sansò spinge invece verso una rivoluzione del porto, con scelte mirate ad attirare in città chi arriva con la barca e, perché no, ad inquinare meno il golfo. Perciò barche piccole, limitazione alle grosse barche, facilitazioni e poi creare ovviamente le strutture perché chi ha la barca venga anche a soggiornare a Rapallo.
Andiamo a Genova perché sono iniziati i lavori sulle pile est del Ponte Morandi, notizia che troviamo sul sito di ANSA Liguria. Prove di carico sulla pila 11 del Moncone est di Ponte Morandi. Da stasera l'ATI dei demolitori inizia a lavorare sulla parte est del viadotto con i test di carico per la scarifica dell'asfalto sul tampone. Per i test verranno utilizzati carri telecomandati. Per ragioni di sicurezza via fila che rimarrà chiusa al traffico veicolare. L'ATI è ancora in attesa del risultato del test sul carotaggio delle pile 10 e 11 effettuate da ASL e ARPAL per determinare la percentuale di cristolito presente nel cemento. Il risultato consentirà di prendere una decisione o meno sull'uso dell'esplosivo. E sono stati sbloccati circa 726.000 euro di contributi per i danni da siccità del 2017 e i fondi regionali sono in arrivo, lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura. Il riferimento è agli eventi del 2017. La regione 2 anni fa raccolse le domande per i danni dovuti alla siccità nel comparto zootecnico che vennero quantificati per 1.300.000 euro. A fronte di uno stanziamento statale di 36.000 euro, gli uffici dell'assessorato hanno iniziato a cercare i fondi nel bilancio dell'ente. Sono stati trovati 690.000 euro da aggiungere al contributo statale. I fondi, ha spiegato l'assessore Mai, saranno erogati il prima possibile alle aziende che ne hanno diritto. E in tempi brevi Arte provvederà a portare a termine gli interventi sulla rete fognaria degli immobili di via Aurelia a Sestri Levante entro l'estate. Ha spiegato in Consiglio regionale l'assessore Marco Scaiola. Verrà messo in opera il secondo lotto di lavori che consentirà di mitigare le ulteriori criticità segnalate. La cronaca adesso, uno straniero di 33 anni irregolare è stato arrestato a Sestri Levante dalla polizia del commissariato di Chiavari perché è ritenuto uno dei diretti responsabili dei furti messi a segno negli ultimi giorni ai danni di esercizi commerciali e stabilimenti balneari della riviera di Levante. Nella sua abitazione, oggetto di perquisizione, sono stati rinvenuti e recuperati oggetti della più svariata natura, fra cui capi di abbigliamento ancora etichettati, televisori, apparati elettronici, derrate alimentari e bottiglie di alcolici e superalcolici. Parte della merce, che vediamo anche in foto, è rinvenuta, è stata già restituita ai legittimi proprietari che hanno effettuato il riconoscimento, mentre la restante è attualmente visionabile nei locali del commissariato di Chiavari in attesa di essere consegnata e restituita agli aventi diritto. Il responsabile dei furti è stato associato al carcere di Genova Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per individuare e identificare i complici. Al momento sono 7 gli episodi di furto accertati e attribuiti al sodalizio criminale. Una 19enne residente a Sestri Levante e uno studente minorenne sono stati invece denunciati per favoreggiamento. I due, fermati dopo aver acquistato dello stupefacente, hanno rilasciato false dichiarazioni ai carabinieri nel tentativo di sviare le indagini sull'attività di spaccio. Uno studente di 15 anni di Chiavari invece è stato deferito in stato di libertà per furto e danneggiamento aggravato. I carabinieri lo hanno individuato quale responsabile del furto di numerosi drink messo a segno ai danni di un caffè point di Lavagna, episodio durante il quale erano state danneggiate le telecamere di sicurezza. Voltiamo pagina, si conferma l'impegno della Regione Liguria nel sostenere l'attività del centro di formazione integrata del villaggio del ragazzo. Diversi gli spunti emersi dal tavolo di lavoro riunitosi a San Salvatore di Cogorno. Vediamo. Sono numeri che confermano un consolidamento e una crescita anche forte dei vari progetti avviati, quelli raccontati e sintetizzati nell'attività del Centro di Formazione Integrata del Villaggio del Ragazzo. Ad illustrarli all'assessora all'istruzione della Regione Liguria, Ilaria Cavo, i responsabili delle realtà di San Salvatore, che insieme ai sindaci dei comuni del Tigullio hanno preso parte all'annuale riunione dei firmatari della Convenzione per le attività che vengono svolte dal villaggio per le scuole del primo e del secondo ciclo di tutto il territorio. Attività varie che hanno la caratteristica di essere rivolte a diverse tipologie di utenti beneficiari e sono anche a supporto delle famiglie. Le attività che noi andiamo ad illustrare e a presentare anche nella futura progettazione riguardano la formazione e la consulenza per docenti e genitori, i servizi per l'integrazione degli alunni stranieri nella scuola, l'area di supporto e sostegno alla disabilità, le attività che vanno oltre
oltre il momento scolastico, extrascolastico, e poi tutta una importante parte che è l'area laboratoriale, sulla quale noi lavoriamo molto, sia per una tradizione di laboratori che ci sono qui al Villaggio del Ragazzo, sia per l'efficacia antidispersiva di tali attività. Una realtà, quella del centro di formazione integrata del Villaggio del Ragazzo, che la Regione Liguria continuerà a sostenere, ha assicurato l'assessore Cavo, raccogliendo ovviamente anche gli spunti emersi dal tavolo di lavoro riunitosi a Cogorno. Quello che si vede qui non è qualcosa che riguarda una popolazione di studenti e di ragazzi che hanno bisogno e appartengono alla categoria del disagio, ha spiegato l'assessore. Quello che si fa qui in realtà è qualcosa che serve ed è lungimirante in senso lato, anche per quelle che non sono le categorie del disagio. All'interno dei corsi scolastici normali, ha concluso la Cavo, dobbiamo tornare a far capire ai ragazzi il valore del saper fare. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia di servizio. Da domani, mercoledì 8 maggio a sabato 11 maggio, l'ufficio postale di Chiavari in piazza Nostra Signora dell'Orto sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento infrastrutturale per migliorare l'accoglienza e la sicurezza degli ambienti. In questo periodo sarà potenziato il servizio offerto dall'ufficio postale di Viale Millo, dove verranno trasferite 2 salette consulenza, 2 sportelli per le operazioni al pubblico e la consegna degli oggetti che non è stato possibile consegnare al destinatario. La sede di Viale Millo nelle giornate indicate rimarrà aperta eccezionalmente anche di pomeriggio, con orario al pubblico dalle 8:20 alle 19:05 fino a venerdì, mentre sabato chiuderà come di consueto alle 12:35. La pagina ecclesiale adesso. La messa domenicale è stata trasmessa su Telepace domenica scorsa in diretta da Cogorno. La parrocchia ha festeggiato in questa data Nostra Signora delle Grazie. La festa di Nostra Signora delle Grazie è senza dubbio un appuntamento caro a tutti gli abitanti di Cogorno. Nonostante il titolare della parrocchia sia San Lorenzo, l'affetto degli abitanti si esprime nella preparazione di questa festa mariana. Questa Madonna delle Grazie qui a Cogorno è molto sentita proprio per la gente di Cogorno, per tutti i parrocchiani, ma non solo, proprio per chi abita qua a Cogorno è sentita tantissimo. Qua a Cogorno c'è tanta gente che lavora e proprio la voglia di lavorare nei campi, la voglia proprio di produrre e di stare insieme in queste feste, ci raccogliamo, quindi c'è proprio spirito di comunità secondo me. La messa, trasmessa in diretta su Telepace, è stata animata dal coro parrocchiale. La messa degli angeli è il nostro pezzo forte, diciamo, cioè quello che si usa di più. Poi ne abbiamo anche altre, però sono un po' più, bisognerebbe provare un po' di più, diciamo, ecco. Comunque è il primo anno che abbiamo un bel gruppetto di bambini alla messa così dall'altare e veramente io mi ricordo che gli anni scorsi era proprio un deserto. Invece quest'anno c'era un bel gruppetto, speriamo che da quelli venga fuori i prossimi coristi e i prossimi degli anni futuri, diciamo. Ecco. Però dai, ci impegniamo a fare le prove, facciamo il possibile nel nostro piccolo. Non sembra, ma cercando. Assolutamente. Ma Fabio, tu la tua passione per la musica quando nasce? Da quanto tempo è che suoni così? Avevo 7-8 anni, ho imparato, ho fatto i primi 2 anni giù alla Marchesani, poi io non sono un maestro, mi arrangio, però lo faccio per la comunità, ecco. La messa solenne è stata presieduta dal vicario generale della diocesi, Don Stefano Mazzini, che traendo spunto dalla liturgia domenicale ha invitato a riconoscere l'elemento decisivo perché la vita non si inaridisca in un passato sterile. Il legame, la relazione reciproca che si intesse nella comunità, luogo fisico e spazio per riconoscere proprio in quei legami la presenza del Signore che cerca sempre i suoi figli. In una comunità dove ognuno è un soggetto a sé stante si fa fatica a trovare sempre punti di armonia. Il Vangelo ti invita sempre che c'è sempre qualcosa, qualche punto in cui mettersi in armonia e basta solo applicarlo e renderlo vivo. E penso che sia la cosa alla base, senza di quello penso che non esista niente, perché il mondo d'oggi, secondo il mio parere, siamo diventati un po' troppo individualisti, ognuno pensa un po' a se stesso e basta. Invece questo ritrovarci insieme, questo conoscerci e aiutarci, penso che sia, come ripeto, alla base di tutto, di tutto. Sì, penso che come diceva il vicario nella predica, che sembra una cosa banale, ma il volersi bene poi è la chiave proprio per andare avanti, per la quotidianità e per tutte le nostre cose.
La Regione Liguria ha lanciato la campagna di vaccinazione antipneumococco che sarà gratuita per tutti i nati nel 1954. Lo pneumococco è un batterio che vive innocuamente nel naso faringeo di molti di noi, ma approfittando di un indebolimento delle difese immunitarie può essere responsabile di varie malattie come polmoniti, setticemie, meningiti, otiti. Sono più vulnerabili gli anziani, i bambini nei primi 3 anni di vita, le persone con malattie croniche e le persone indebolite da trattamenti farmacologici. Le malattie da pneumococco sono prevenibili con la vaccinazione. Tutti i soggetti nati nel 1954, mai vaccinati contro questo virus, hanno ricevuto una lettera con invito a vaccinarsi in uno dei centri della ASL 4 o nello studio del proprio medico di famiglia gratuitamente. Per informazioni ci si può rivolgere al medico di famiglia o all'ASL 4 telefonandolo 0185 32 90 15. Ed è stata presentata questa mattina a Chiavari la manifestazione Gente di Mare, iniziativa di educazione ambientale promossa dalla Lega Navale Italiana. L'evento sarà ospitato venerdì prossimo 10 maggio nella zona del porto Don Luigi Giussani, dove alle 8:45 saranno coinvolti oltre 400 alunni delle classi quarte delle primarie del circondario. Si preannuncia un'edizione da record. Saranno oltre 400 gli alunni delle quarte delle scuole primarie del comprensorio che venerdì affolleranno l'edizione 2019 di Gente di Mare, la manifestazione di educazione ambientale organizzata dalla Lega Navale di Chiavari e Lavagna nell'area della Marina chiavarese. Hanno aderito infatti tutti gli istituti di Chiavari, ma anche quelli di Lavagna, Carasco e Cogorno, insieme per far conoscere le attività legate al mare, il rispetto dell'ambiente e l'importanza del mondo del volontariato. Forse sarà il record di questa manifestazione. Siamo contenti che le scuole abbiano piano piano trovato il tempo e soprattutto un ringraziamento a tutte le insegnanti, perché dobbiamo mai dimenticare che quando si fa qualcosa fuori dalle scuole è merito degli insegnanti che si assumono questa responsabilità e con gioia di venire alle nostre proposte, quindi senza di loro non si potrebbe fare nulla di questo. Le altre componente fondamentale per me da Presidente che finisce il suo mandato quest'anno è un ringraziamento ai soci, perché anche qui sono i soci che tengono in piedi l'associazione. Un Presidente può fare solo male, se fa bene lo fa perché i soci gli danno una mano e quindi lui è capace di farsi aiutare. Decine e decine le associazioni che anche quest'anno sono state coinvolte, così come è confermata la partecipazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine del Tigullio, che saranno presenti con propri stand e con tanto di mezzi operativi. Sempre la cosa bella è la riconferma di tutti gli stand delle attività del mare dell'anno scorso, comprese le forze dell'ordine. Ci saranno 3 stand sicuramente nuovi, uno è un ritorno che è l'acquario, che mostrerà un po', insegnerà a distinguere i varie tipologie di pinne dei vari delfini metropolitani che ci sono nelle nostre acque. L'altro è il Panathlon, che è per noi molto importante, perché il Panathlon è un po' quello che unisce nello spirito dello sport tutte le attività sportive. E poi c'è sicuramente il WWF, ma soprattutto c'è l'associazione di Greta che con dei suoi rappresentanti sarà presente per quella lotta di difesa dell'ambiente che stanno sviluppando i giovani, e questo è un messaggio per noi non più giovani molto importante. Si è svolta questa mattina a Chiavari una riunione tra il Comune e i principali referenti dei musei cittadini. Sul tavolo una proposta di progettazione territoriale che vede come protagoniste tutte le realtà museali chiavaresi e che sarà portata all'attenzione della commissione istituita dal Ministero dei Beni Culturali, convocata a Genova il prossimo 14 maggio. Hanno partecipato all'incontro di questa mattina i responsabili del Museo Diocesano, del Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini, della Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate per la Sala Storica e il Museo Marinaro Tommasino Andreatta ed infine la Società Economica. Il piccolo coro Emiliani di Rapallo, realtà nata 5 anni fa dall'Istituto Emiliani dei Padri Somaschi di Rapallo, cerca nuove voci da inserire nella sua formazione. L'attività è come sempre ad accesso libero e a frequenza gratuita. E questo è il momento giusto per i bambini tra i 6 e i 12 anni che desiderino entrare a far parte del piccolo coro. Sarà attivato nei mesi di maggio e giugno un corso preparatorio a frequenza settimanale della durata di 30 minuti, studiato per avvicinare i bambini al canto corale e prepararli all'ingresso effettivo nella formazione che avverrà a settembre con l'inizio del nuovo anno corale.
Jazz in YLab è invece il titolo dell'iniziativa che sarà ospitata giovedì dalle 18:30 nella sede del YLab in via Gagliardo a Chiavari. Si esibirà la band di Marta Arpini Cinematic Quintet, composto da 4 musicisti italiani e la chitarrista di Lisbona. Il gruppo si è conosciuto in Olanda tra il 2016 e il 2017 nel Conservatorium van Amsterdam. La musica che propongono spazia tra brani originali dei musicisti e arrangiamenti di canzoni tratti da colonne sonore delle più belle pellicole della storia del cinema mondiale. E nella nostra agenda altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 8 maggio. Sestri Levante ospita il Riviera International Film Festival. Alle 10:30 all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante si terrà il convegno Il cinema a scuola, la scuola al cinema. Tra gli ospiti i registi Fabio Resinaro e Fabio D'Innocenzo e l'attrice di Gomorra Cristina Donadio. Alle 11 al Liceo Artistico Luzzatti di Chiavari incontro con l'autore nell'ambito del progetto Cittadinanza e Costituzione. Saranno presenti Luca Bagnasco e Tommaso Arzeno, autori del libro Il caso Moro, attacco al cuore dello Stato. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 a Villa Quairolo Agostino Petrillo tratterà il tema Il posto dei migranti nell'Europa attuale. Per i corsi di cultura di Chiavari, invece, alle 16, in via delle Vecchie Mura, Emanuele Costa terrà una lezione di geografia dedicata agli arabi. Diventare mamma è il titolo dell'incontro promosso dall'ASL 4 in programma all'Asilo Nido in vicolo Malpertuso a Chiavari, l'inizio alle 17. Volete diventare volontari per natura? Legambiente organizza un ciclo di incontri informativi nella sede genovese di via Caffa. Alle 17:30, in collaborazione con l'EMPA, si parlerà di legalità, rifiuti e SOS animali. Siamo alla pagina dello sport con la pallanuoto in Serie 1 femminile, vittoria della Rapallo, pallanuoto nella vasca del Calli Milano per 18-11, Rapallesi terze, in classifica a 43 punti. In Serie 2 maschile, grande partita del Lavagna 90 che ospitava al Parco di Guglio il presidente Mologna, diretto dall'ex mister dei lavagnesi Marco Risso. La squadra di Martini si è imposta per 10-6, aggiudicandosi punti preziosi che assestano i lavagnesi al terzo posto in classifica a quota 39 punti. Sabato prossimo il Lavagna giocherà nella vasca dell'Ancona, diretta antagonista per i play-off. Sentiamo le interviste a fine gara di Luca Castagnola. Una bellissima partita, com'è andata? La partita è partita subito, diciamo, molto difficilmente, eravamo sempre lì gol a gol, è stata un'ottima partita, ci siamo difesi molto bene, devo ringraziare la difesa perché ha fatto un ottimo lavoro e poi in attacco è stata strepitosa, quindi un bel 10 direi. Ecco, sul rigore ti sei visto che hai intuito dove avrebbe tirato il giocatore, sapevi già, insomma l'avevi un po' studiato oppure hai detto io mi butto di là e vediamo cosa succede? Allora, diciamo che solitamente mi butto quasi sempre in quella posizione a destra, però lui quando fa il rigore diciamo che la tirava sempre lì e stavolta è andata bene, diciamo. Lavagna più cinici, più puliti, più freschi, più lucidi in ogni azione, molto equilibrio all'inizio, anzi meglio noi comunque, io avevo la sensazione di stare meglio, ma tutti gli episodi sempre mai sfruttati al momento giusto per andare avanti, loro invece molto cinici, ci ha sempre punito quando non dovevano, quando l'inerzia della partita era decisamente nostra, quando stavamo meglio andare sopra, non siamo stati premiati, non siamo stati capaci di girare gli episodi a nostro favore e Lavagna ha vinto meritatamente. Il sabato vi aspetta un altro scontro diretto ad Ancona contro la Vellanuota Ancona e probabilmente decisivo per i play-off, ecco, come la vedi dopo questa bella vittoria, dopo questa bella prestazione? Ancona ha perso di 1 a Camogli, non so bene come sia andata, ma mi sembra sia stata una partita che l'Ancona ha lottato fino all'ultima palla, è stato in vantaggio per molto tempo, quindi è una squadra che dimostra di essere in palla come lo dobbiamo essere tutti quelli che vogliamo ambire a una certa posizione, quindi mi aspetto una battaglia e sicuramente andando a vincere ad Ancona, poi non è per niente matematico, però sicuramente fai un grosso balzo avanti e poi confermando le prestazioni anche nelle successive 2 partite con Como e Sturla sicuramente poi puoi andare ai play-off, quello è innegabile.
Per la Serie B di pallanuoto maschile, sconfitta del Rapallo nella vasca della Dinamica per 10-7, pareggio del Chiavari in trasferta a Firenze per 7-7. Si conclude così questa edizione di TG Guglia oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il nostro TG Rassegna Stampa. L'informazione continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.